Buongiorno da Bottrighi, questa bellissima cornice, sono con Roberto Marangoni. Ciao Roberto, Ciao come stai? Leandro, tutto bene, sempre pieno di impegni, comunque dai, ce l'ho fatta anche arrivare oggi. Allora, che dire? Lui è un grande personaggio, naturalmente è un personaggio che conosciuto nelle nostre zone, è un grande animatore, grande conoscitore del Delta, appassionato di tante dai. cose, ma soprattutto sei il Deus ex machina, oppure quello, il gran presentatore dei Il Bontemponi. presidente E anche. anche il presidente. Allora, i Bontemponi sono, secondo me, i nostri ambasciatori, l'ambasciatore del Polesine in giro per l'Italia. Hanno fatto veramente centinaia di tournée ormai e oggi vogliamo promuovere una tournée che ormai da 14 anni la proponete in Piemonte e per la quinta volta a Grugliasco. Spiegaci cosa farete a Grugliasco. Allora, Grugliasco è nella cintura di Torino e fa 60.000 abitanti. Ci sono 1.000 persone, 1.000 famiglie che sono partite con l'alluvione e si sono stabilite a Grugliasco, e quindi l'amministrazione comunale, attraverso Antonio Ferri, originario di Corbula, che ha sposato una bottrighese, Paola Maddalena, lui è stato un funzionario del comune, hanno organizzato più volte questi incontri. Abbiamo inaugurato nel 2011 Largo Polesine e torniamo a fare festa per i nostri polesani emigrati. È una festa di ringraziamento che fa Grugliasco in confronti di questi cittadini, perché loro, quando sono arrivati là, hanno portato non solo la cultura delle nostre zone, il rispetto, la famiglia, e gente che è andata là e ha chiesto solo da lavorare e si è fatta rispettare, perché ovunque i polesani si sono fatti volere bene, e le autorità dei posti, dei comuni dove sono stabiliti, lo riconoscono sempre, e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Quindi Polesani brava gente, lo sottolineiamo ogni volta, Certo. e voi lo sottolineate in tutti i vostri spettacoli. Stanno scorrendo tra l'altro le immagini di qualche spettacolo vostro. C'è qualche sorpresa per Grugliasco oppure avete lo spettacolo? Si chiama E buonanotte sono duri e ci saranno sicuramente delle chicche nuove, oltre alle canzoni, alcune canzoni nuove, ma ci saranno anche battute nuove, battute in tema che abbiamo preparato. E quindi sabato sera al Parco delle Serre c'è un palateatro da 600 posti, sempre pieno tutte le volte. Faremo canti, balli del Polesine, ma anche e soprattutto sketch, risate, insomma, ecco. Tra l'altro lui è l'animatore, quello che racconta barzellette, eccetera. A me fate morire quando tirate fuori l'affare con la molla. Ah sì, Sembra il dottor Gadget. la famosa Filomena, che ormai è diventata conosciutissima ovunque, ovunque la richiedono anche per radio, quindi è motivo di grande soddisfazione. Ecco. Tornando a Grugliasco, domenica animeremo la Santa Messa, abbiamo un piccolo repertorio per poter fare anche quello, e poi in sfilata con la banda Città di Grugliasco ci porteremo lungo il centro storico a Largo Polesine, e lì ci saranno i saluti delle autorità. E poi... Ecco, ricordiamo che questi signori qua fanno anche tanta beneficenza, raccolgono un sacco di soldini, li distribuiscono in associazioni importanti. Natale, Befane, momenti conviviali, e poi anche quest'anno abbiamo fatto la 32esima serata d'onore, che è stato un successo, insomma, e tutto quello che avevamo messo da parte lo abbiamo devoluto alla Lega Italiana Lotta al Tumore, e poi alla scuola materna, altre malattie. Bravi, le prossime spese, una disinfestazione delle zanzare qua, che ci sta facendo morire. E le cimici E anche. le cimici anche. Le cimici. Ma penso che ormai sia una malattia ovunque. Mi raccomando, mangiate soia, che così mangiate anche più cimici. Roberto, io ti ringrazio, come polesano vi ringrazio veramente, perché, ripeto, siete ambasciatori del nostro territorio, fate uno spettacolo gradevole, piacevole, divertente, e tra l'altro vi divertite voi. Soprattutto, altrimenti non ci sarebbe lo scopo. Proprio. Se non ci fosse quello, ecco, no. C'è il cambio generazionale? Pochino, è entrato un 25enne che aveva abbassato un po' la media. Ha abbassato la media, speriamo bene, ecco, le porte sono aperte. Grande Roberto, Ciao. grazie veramente. Ciao, grazie a te.